Siamo in partenza per la 61esima Biennale e siamo in compagnia dell'architetto Luciano Schivon. Luciano, allora, alcune tue osservazioni preventive prima di arrivare in terra veneziana. Beh, Luigi, siamo pronti, noi di Venezia Channel, a sbarcare in laguna per avere le preaperture della 61esima esposizione d'arte della Biennale di Venezia, che come sappiamo si alterna ad anni pari e dispari con l'esposizione di architettura. Quindi quest'anno è il turno dell'arte, anche se dobbiamo dire che le due espressioni spesso tendono ultimamente a confondersi, da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026. Quest'anno è un fatto del tutto particolare. La curatrice della mostra, ancora una volta una donna di provenienza, una donna quindi di provenienza africana, è successo che è mancata proprio un anno fa e quindi ha dato l'impronta a questa esposizione, però non ha potuto seguirla direttamente proprio per questo suo tragico epilogo. Si tratta di Koyo Kuo, è una curatrice di mostre di grandissima esperienza internazionale, nata in Camerun, cresciuta in Svizzera e responsabile di molte istituzioni artistiche nel mondo dell'arte contemporanea. Particolarmente interessante è il titolo dell'esposizione, che dà l'intonazione, è proprio il caso di dire, perché il nome dell'esposizione è I Minor Keys, che tradotto in italiano significa in tono minore. Ci saranno 99 nazioni, tra cui anche la Russia, e sappiamo quali polemiche questa scelta da parte del presidente della Biennale, il dottor Buttafuoco, ha scatenato con altri componenti della compagine politica di governo, perché sappiamo che insomma la Russia è stata in questi ultimi anni largamente sottoposta ad embargo. Ci saranno 31 eventi collaterali, gli artisti partecipanti saranno ben 111, tra cui spicca il fatto che non c'è nessuno italiano. E anche questo ha scatenato tutta una serie di polemiche, a dire il vero piuttosto provinciali. Comunque il tema è particolarmente interessante e stimolante quest'anno, perché Koyo Kuo ci invita, e i suoi collaboratori e le sue collaboratrici che hanno seguito il suo progetto curatoriale e l'hanno sviluppato portandolo all'apertura, ci invita Koyo Kuo a superare una soglia verso forme alternative di conoscenza ed esperienza. È suggestiva questo suggerimento, questa suggestione. È anche una sfida, cosa dici? Cioè, quella di vedere se ci sono queste forme Sì, alternative. sì, perché è un modo di allontanarsi da quello che è il mainstream dell'arte contemporanea, che vede le grandi nazioni protagoniste e invece e le grandi gesti eclatanti protagonisti dell'esposizione artistica. Viceversa, quello che vuole fare Koyo Kuo è quello di dare voce alle voci più sottili, alle voci più sommesse, alle realtà anche territoriali più marginali. Ecco, questo è un po' il tema. Ci sono i suoi artisti di riferimento, il senegalese Issa Zamp, l'americana Beverly Buchanan, e purtroppo sono morti tutti e tre, anche questi due artisti insieme alla Koyo Kuo. C'è un altro morto illustre che è Marcel Duchamp, che è l'unico artista, diciamo, di fama storica internazionale, e anche sono pochi gli esponenti di quello che una volta si chiamava il primo mondo a favore del terzo mondo, ammesso e non concesso che questa serie di categorie abbiano ancora un senso e abbiano ancora una validità. Comunque prevalentemente Africa, e questa cosa ci rimanda a un'altra esperienza analoga che abbiamo avuto nel 2023, quando la Biennale d'arte è stata condotta, la Biennale d'architettura, chiedo scusa, è stata condotta da Leslie Locco, che aveva dato una larghissima visibilità al mondo artistico africano.
Non è solo Africa, sono marginalità intese come territorio, intese come sentimenti, come attenzioni. Non ci sono, ecco, in questa mostra non dobbiamo aspettarci i grandi temi di geopolitica. Altre mostre sono state particolarmente impegnate, come si diceva una volta, per i temi sociali, per le rivendicazioni dei popoli. Questo qui è una visione più intima, più autonoma, più interiore quasi. Certo che questa scelta è una scelta particolarmente apprezzabile, Luigi, perché viviamo in un mondo in cui l'imperialismo, addirittura il colonialismo, lo vediamo, la prepotenza mi sembra che si stia manifestando in un modo quasi inquietante, diciamolo. I minor keys è una metafora musicale e ci porterà quindi in questa ricerca dei sentimenti più intimi e più collettivi anche. Mi ricorda un po' la famosissima Madeleine di Proust, che da un piccolo elemento, da un piccolo oggetto, un po' come come l'idea di Le Corbusier, visto che sono architetto, cito il grande inestimabile maestro, les objets à réaction poétique, cioè gli oggetti di reazione poetica, no? che generano un'azione poetica. E quindi come la Madeleine di Proust gli fa ricordare tutto un passato, un ritorno alla nostalgia. Ecco, io mi aspetto qualcosa del simile, almeno per quanto è stato illustrato e presentato e promesso. Un'altra particolarità molto interessante è che è nel tono minore, nel tono dell'esposizione, è quella della presenza di alcuni collettivi artistici, proprio per, come dire, sciogliere quel personalismo, quello star system anche dell'arte che insomma interessa l'arte come tanti altri fenomeni della manifestazione della cultura umana. E quindi poi naturalmente ci saranno i padiglioni nazionali, che quelli lì sono tutti da scoprire. Se confermeranno questi temi oppure no, perché quello è un'altra bella sfida, giusto? È certo, perché ogni nazione può effettivamente agire. Io sono, come dire, veramente fremente di curiosità per vedere cosa vedremo alla 61esima esposizione d'arte della Biennale di Venezia. Quindi non possiamo dire seguiteci, perché poi solamente da Venezia potremo darvi conferma o meno di queste indicazioni con i nostri reportage, Luciano. Benissimo, saremo lì per darvi le nostre impressioni. Naturalmente non abbiamo la presunzione di spiegarvi che cos'è l'arte, perché non è possibile, è indefinibile, però insomma, ci proviamo. Però Carlo Carrà ha scritto una frase bellissima, che è: l'arte è quando l'invisibile diventa visibile. E quindi su questa grandissima affermazione chiudiamo il nostro servizio di presentazione della nuova Biennale. Grazie ancora.